Facciamo questa prima partita e nel mentre spero che gli spettatori arriveranno. Eh, Andiamo un po'. Avete idee sulle aperture? Qualcosa? Ditemi. Didomi. Va bene, va di 4, io vado di 5. Morra. Rasengan. Eh, Ragazzi, comunque, dai, tra gli streamer che ci sono, solo io le posso capire le vostre citazioni. Diciamocelo. Comunque, ok, dopo lo posso giocare il Morra. Il Morra è contro la siciliana e col gambetto con C3. Qui invece siamo rientrati in un London System. Ehm... Posso giocare donna B6, se prendo in C5 potrei prendere in B2. Non mi ricordo bene la variante, però boh, si prova. Se improvvisa. Improvvisiamo. Eh, Dunque ho questa. Cavallo contro le 5. E un giorno me lo andrò a riprendere, vi andrò a rimangiare. Fino a quanti punti elo si può giocare in maniera competitiva senza conoscere... Ma la 300 sta cazzo di difesa, ragazzi. Allora, Noemi, dimmi esattamente le mosse quali sono. Forse me la accollo, ma vi dico che io qui su questo profilo ho perso due partite. Una perché ho giocato di merda io, l'altra perché mi avete fatto giocare quell'apertura di merda. No, vabbè, io me la accollo tutto, però dimmi le mosse precise, mi fido di te, Noemi. Ehm, Comunque, allora è una domanda un po' delle 100 pallottole, ciupacapre. Eh, dicevo. È una domanda un po' delle 100 pallottole. Io ti dico che ormai lo studio dell'apertura aumenta sempre di più. Il mio consiglio è quello di sapere qualcosina di alcune varianti. Che comunque l'apertura, nonostante a me non faccia impazzire e tutto, però è chiaramente molto utile in certe linee, in tantissime linee in realtà. Ehm, diciamo che secondo me fino a 1800 si può anche non sapere benissimo in certe varianti. Poi dipende dalla variante. Comunque le mosse non le so. È tutta colpa di Christian. Certo, rigiriamo la colpa a qualcuno. Lo scaricabarile. Ok. Ci si prova anche se viola tutti i principi in modo incredibile. Mi continua a dare problemi di connessione, però finché mi vedete bene, mi sentite bene, anche se magari c'è un po' di differita, sti cazzi. Ehm... Ok. Diciamo che ci possono giocare molte aperture più spastiche, però più simpatiche, secondo me. Questa cosa è la difesa 300. Fan di 300. Questo è Sparta. Insomma, Sparta. E poi, che fine ha fatto Sparta? Eh? Comunque, allora, il fiore di 6, ma oggi... Insalata, dove sei? Insalata! Aspettate, questa è bellissima. Questa è bellissima. Questa è troppo bella. Noemi, io ti dico che tu sei un pezzo forte di questo zoccolo duro che abbiamo. Bellissimo. Ma infatti che fine ha fatto? Eccolo insalata, eccolo! Sì, insalata! Sì, insalata! Allora, ragazzi, ora posso vincere. Ora posso vincere tutto.
Pensate sia il caffè a darmi questi effetti? No, è la presenza di insalata. Bravo insalata, bravo, sempre presente. Oggi, domani, sempre presente, giusto? You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, oh, Ai ai. Ma poi, cioè, ormai è un nome. Ormai, cioè, tra gli cavallo C4. Beh, cavallo C4 comunque non minaccia realmente niente. E... Me ne vado in E7. Ormai dicevo tra gli scacchisti più famosi c'è proprio Insalata. Lo vogliono invitare perché è proprio strong, strong. Comunque parliamo un po' della posizione perché in effetti ho detto poco di scacchi o di scacchistico. Ho preso questo pedone. Lui ha provato a crearmi un po' di controgioco che sicuramente a un certo punto poteva esserci. Sto riflettendo se prendere qua, ma non penso sia buona. Quindi prendo qui, lui giocherà a cavallo 5, io mi arrocco e mi tengo il pedone in più. Quindi in pratica ho preso il pedone in apertura, ma credo ci sia una variante più forte per il nero, cioè, scusatemi, per il bianco su quella linea. Cioè che il pedone B2 possa essere un po' avvelenato. Ora, andandoci un secondo ora, vi dico, se voi vedete questo tipo di posizione, comunque il pedone in B2 può essere rischioso e tante volte è un cosiddetto pedone avvelenato, cioè un pedone che è sotto, sì, ma non si può prendere perché in pratica fa perdere l'avversario. È vero, la Bubu 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 7 bubu. Ciao, grande. Peraltro ho questa cosa del mini feed qui bloccata, non si capisce niente. Quindi non vedo i nuovi iscritti, ho visto solo bubu. Sarà una coincidenza? Secondo me no. Ma insalata. Ma voi lo vorreste insalata streamare? Secondo me potrebbe essere molto forte. Che ne pensi, Noemi? Comunque, nel mentre appunto io mi sto tenendo il pedone in più, minaccio qualcosa, minaccio F2, eh, non ora, ma un giorno minaccio doppi e un doppio infatti se l'è preso. Io me lo immaginavo che prima o poi se lo sarebbe preso, mi aspettavo più in C3 o in D2, lui se l'è preso in C5. Ehm, che ci sta. Però, boh, mi sembra onestamente un errore ancora più grosso. Qui, tove in più, onestamente, credo che ci sia poco da fare. Diciamo, partita essere andata in modo abbastanza semplice. Però vi voglio fare capire appunto qui l'idea. Allora, la variante principale qui è con, aspettate, con C3, anche se appunto va da un po' l'idea di cavallo D2. Per questa cosa che vi dicevo, ora io non mi ricordo esattamente la teoria qui. Però donna per C5 non è buona perché appunto la donna qua non sta bene, è mal posizionata. L'idea è quella che mangiando B2, cavallo B3, non mi ricordo qual è la migliore, forse C4. Diciamo che ci può essere controgioco e come vi dicevo, state attenti quando vi dovete prendere questo tipo di pedone. Di solito è proprio il pedone B2 in tanti casi, perché appunto può essere avvelenato, però lui deve, cioè, dai un pedone, ne darai forse anche un altro, devi provare a sfruttare questa cosa. Se non provi a sfruttarla, so cazzi, diciamo, perché rimani con i pedoni in meno. Quindi una volta, c'è forse la mia partita commentata su un sito, su un canale che si chiama Chesslogger di Sant'Agati, dove ho vinto una partita dando il pedone B2 anni e anni fa. Onestamente neanche mi ricordo come la vinsi, però fu una partita molto, molto bella. Quindi ricordatevi che quando sacrificate un pedone, sacrificate quel pedone con lo scopo
di andare a prendere qualcos'altro dopo, dal punto di vista strutturale e posizionale. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!